Si chiama Amministratori di Marca ed è la lista di centrosinistra per le elezioni provinciali che il prossimo 29 settembre rinnoveranno i 16 componenti del Consiglio provinciale trevigiano, scelti da 1300 tra sindaci e consiglieri comunali della Marca. La lista comprende candidati del Partito Democratico, di Alleanza Verdi Sinistra, Partito Socialista e diversi civici. Orgogliosi di questa squadra, ha detto il segretario provinciale Dem Giovanni Zorzi, sono tutte persone motivate a dare il massimo per portare all'attenzione del Consiglio provinciale le istanze dei loro territori e a vigilare con serietà e competenza sull'operato del presidente Marcon. Alla presentazione, a sostenere la lista amministratori di Marca, anche le sindache di Preganziol, Vittorio Veneto e Cappella Maggiore. Convinti del fatto che la rappresentanza territoriale, la rappresentanza di istanze dei cittadini del territorio e quindi degli amministratori che vivono quotidianamente i problemi dei territori sia la miglior risposta per andare oltre a logica di contrapposizione e per far sì che la provincia sia realmente espressione dei bisogni anche dei nostri territori. Io parlo per la zona dell'Alto Trevigiano e quindi la zona del Vittoriese, dove naturalmente abbiamo visto che è mancata in parte una collaborazione con la provincia, soprattutto per quanto riguarda la gestione del verde relativo alle infrastrutture stradali, e quindi noi sosteniamo una maggiore collaborazione per il territorio. Questa lista vuole spingere su due ambiti, sicuramente sulla maggiore collaborazione tra ente provincia e comuni, cosa che è un po' mancata negli ultimi anni, e poi anche per spingere sui temi della sostenibilità, sui temi ambientali, perché la provincia in questi anni ha fatto troppo poco.